Vittoria a sorpresa della Pianese 3-1, legittimato e meritato il trionfo dei ragazzi di Mister Coppi oggi in una partita perfetta messa in campo, in atto dalla formazione bianconera e soprattutto da Mister Lorenzo Coppi, che là davanti si affida al rientrante Zuppardo, che fa, diciamo, la differenza. Un po' piena di defezioni e sottotono il Poggibonsi perde la seconda partita in questa stagione e perde anche il primato in classifica, ma andiamo per ordine, perché al 9° minuto è Ancione che direttamente dalla bandierina, neanche fosse il Cino Recoba, prova a scaldare le mani al portiere Gasparri, quest'oggi tra i pali del Poggibonsi, ci prova direttamente dalla bandierina, risponde Gasparri. Al 16° però si fanno vedere i leoncini giallorossi del Poggibonsi con Valenti, ma Marini c'è. Un minuto dopo la volta di Giomarelli che in area di rigore prova questo bel tiro, ma la palla fa la barba al palo. Allora, 20° però la svolta dell'incontro, perché spalla alla porta, Ancione cade, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto dell'area di rigore, rigore dunque per la Pianese dagli 11 metri. Zuppardo spiazza Gasparri per il gol dell'1-0 a favore dei bianconeri targati Stosa. Si attende a questo punto la reazione dei leoni del Poggibonsi al 28° e Valenti che su punizione manda però al lato di un soffio questo pallone, ma la Pianese regge bene il campo e allora spadroneggia a lunghi tratti, per lunghi tratti di questo incontro. Al 34° il funambolico Rinaldini in area prova la botta al volo, ma la palla finisce sul fondo. Al 37° è Zuppardo, bella la manovra bianconera, Zuppardo allarga per Giomarelli che scarica indietro per Ancione, ma la botta finisce altissima da parte del numero 7 bianconero. Ma non è finita, perché al 40° è sempre funambolico, veramente il Ronaldinho della Miata. Al 40° è la silurata al 7 di Rinaldini che fa il 2-0 e non lascia scampo a leoncini colpiti veramente a freddo. 2-0, si va così agli spogliatoi, si rientra in campo, ma la Pianese è sempre padrona del terreno e la formazione del Poggibonsi non riesce a creare troppe insidie alla porta difesa da Marini. Al 20° punizione per la Pianese, Zagaglioni tira, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al 22° bella però la triangolazione, una bella azione del Poggibonsi, Valenti Marciano in area di rigore, palo, gol, riapre l'incontro il Poggibonsi con questo gol del neo entrato Marciano al 22° del primo e del secondo tempo. Al 24° delizioso però pallonetto di Zuppardo che la manda 2 centimetri al lato della porta difesa da Gasparri per il probabile 3-1. A questo punto si attende comunque l'arrembaggio del Poggibonsi che c'è, ma la ben messa retroguardia bianconera non concede un centimetro agli avversari. Al 25° è ancora Zuppardo in contropiede che scalda i pugni di Gasparri, la bella botta del fantasista numero 10. Però con l'arrembaggio del Poggibonsi nei minuti finali c'è per forza di cose il contropiede bianconero, ma di rapina il neoentrato Bartoccini che ha preso il posto dell'infortunato capitano Giomarelli, costretto ad uscire a metà del secondo tempo, ruba palla Bartoccini, l'appoggia là per Zuppardo che da quella posizione non può sbagliare, palo, gol, 3-1 e Poggibonsi a casa che con la seconda sconfitta in questa stagione perde anche il primato. Bella, bellissima la vittoria della Pianese. Allora ribadisco il risultato qua a sorpresa dal Pianese Stadium. Pianese batte Poggibonsi 3-1, insomma le zebre battono il leone.